Bello you, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi, veniamo da una grande vittoria, in realtà non è proprio vero, contro l'Italia, ma se volete sapere perché andatevi a recuperare la puntata e andiamo a cercare subito il prossimo avversario e come sempre ragazzi, se volete supportare la mia scalata alla Divisione 1, se mai ci arriveremo prima o poi sì, con solo giocatori del Napoli, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale, commentate e fammi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Intanto l'avversario è stato trovato e sarà questa puntata. In questa puntata ci sarà Napoli Milan. Milan-Napoli, strano, il Milan l'avrò incontrato questa stagione almeno 400 volte più o meno. Milan-Napoli a San Siro, comunque andiamo a vedere i nostri ragazzi in che condizione fisica sono. Sembra tutti abbastanza bene, Osimhen e Politano anche on fire praticamente. Lui c'ha un centrocampo molto stretto, quindi io alzo, oh no, ho stretto un po' troppo, alzo un pochino le due mezzali, come faccio solitamente ultimamente, e metto anche Zelinski trequartista. Proviamo a giocarcela aggressivi da subito questa partita contro il Milan. Vediamo se riusciamo a prenderli alti. Vediamo cosa succede a San Siro stasera. La luna, se ci porterà fortuna. Si parte. Milan-Napoli per l'ennesima volta in questa stagione. Si parte, partono loro che provano ad andare subito dentro. Nathan fa un intervento pazzesco. Zielinski allarga per Mario Rui che prova ad andare da Kvaratskhelia. Si ferma Kvara, attenzione Kvara, prova a rientrare Kvaratskhelia dentro per Politano che cerca Victor Osimhen. Intervento di Van Dijk, provvidenziale. Di Lorenzo prova a mettersi in traiettoria, non ci riesce, poi recupera palla. Di Lorenzo perde palla, se la va a riprendere. Palla per Anghissà, errore di Zamanghissà. Nathan si fa superare da Neymar, poi che non so cosa è successo, alla fine Nathan la riprende e Anghissà la dà a Zielinski che appoggia a Kvaratskhelia, la ridà a Zielinski, Zielo cerca Osimhen che la lascia a Kvara, Kvaratskhelia va dentro da Anghissà, fuori gioco di Zamanghissà ragazzi, ci aveva provato Kvara a metterla dentro con un bel passaggio in profondità alto. Intanto Courtois rilancia lungo verso non so chi, Di Lorenzo appoggia Anghissà che prova a ridarla a Di Lorenzo che allarga per Matteo Politano che cerca dentro Zielinski, Lobo dentro per Politano, palla per Anghissà, dentro per Osimhen che l'alza verso Kvaratskhelia, niente da fare. Attenzione Lobo, Neymar, Rachmani, Di Lorenzo, Nathan va centrale per Zielinski che allarga per Kvaratskhelia, dribbling di Kvara non riuscito perché Bastoni se lo mangia, arriva Nathan che ferma con un fallo, ma va bene così. Francesco Rijkaard la prova a passare a Cruyff, arriva Rachmani in chiusura su Neymar con Anghissà che poi fa scendere Zielinski, scende Zielinski, prova ad andare fino in fondo Pietro non si ferma, Pietro trova il tiro, calcio d'angolo, ci aveva provato alla fine Zielinski, calcio d'angolo cui Zielinski andrà da Amir Rachmani che proverà a spizzarla, ci riesce, Kvaratskhelia ha cercato il gol dell'anno. Courtois, rilancio lungo di Lorenzo, prova a colpirla, Kvara forse è fuori gioco, sì, Kvara è fuori gioco chiaramente, era tornato da casa sua per prendere quella palla. Fatto un volo diretto Giorgia-Milano, attenzione Osimhen sporca questa palla a Zielinski subito verso Kvaratskhelia che la ferma, Kvara cerca Zielinski che però alla fine si era marcato da solo, attenzione Mario Rui recupera questa palla, cross in mezzo di Rui, la palla resta lì pericolosamente ma non ne approfittiamo, attenzione Osimhen, Zielinski, Osimhen, la palla non passa e non la sfruttiamo, Zielinski allarga per Kvaratskhelia
Attenzione, Kvara prende questa palla alta verso Osimhen. No, errori che dobbiamo provare a sfruttare meglio. attenzione, Lobo, Nathan prova ad andare in chiusura, la recupera, poi Mario Rui allarga ancora per Kvaratskhelia, prende palla Kvaratskhelia dentro per Osimhen che prova ad appoggiarla fuori, un po' di sfortuna qui. Di Lorenzo, Rachmani, fallo su Neymar, ma va il Milan, attenzione. Mamma mia, che sfiga assurda qua, ragazzi, che cazzo è successo? Neymar, la parata di Meret che rende giustizia a tutto. Kvaratskhelia prova ad alzarla verso Politano dall'altro lato, la palla non passa, attenzione, Anghissà prova a metterla giù, niente da fare, tanta confusione fino ad ora. Zielinski, attenzione, Rachmani, Lobotka, Neymar, grande Nathan qui, arriva Di Lorenzo, ma perché Anghissà si mi sta andando sto cazzo? Attenzione Neymar, Meret prova a rilanciare lungo, Osimhen appoggia Zielinski, la palla non arriva a Zielo che però se la va a riprendere, la dà per Kvaratskhelia che fa correre Osimhen, che cerca Politano che spara, un po' affrettato questo tiro di Matteo Politano. Ci abbiamo però provato, ragazzi, ci stiamo provando. Courtois, rilancio lungo, Zielinski a colpire di testa, Osimhen, Kvaratskhelia dentro per Osimhen, Van Dijk la prende, la mette in calcio d'angolo, non so perché, anzi è bravo, infatti non so perché, anche perché è senza senso. Zielinski cerca Victor Osimhen, proviamo lo schema vecchio con Victor, la palla era passata ma non arrivata a Kvara, attenzione, Osimhen prova a recuperare, Mario Rui allarga per Lobotka che cerca Politano, scende Politano, cerca Kvaratskhelia che di tacco va da Zielinski, prova a ridarla a Kvara, peccato. Lobotka, arriva Anghissà a recuperare palla, Anghissà cerca Zielo, dribbling di Zielo, va dentro da Kvaratskhelia che appoggia Anghissà. Che cazzo ha preso Courtois, ragazzi? Che cazzo ha preso Courtois su Zamma Anghissà? Mario Rui, so chi darla, attenzione Mario Rui dentro per Zielinski, prende questa palla, Rachmani, perché così? Attenzione Cruyff, torna anche Rachmani, arriva Anghissà che recupera l'ennesimo pallone, Rachmani, Zielinski, Rachmani, Nathan Zielinski, Mario Rui, cerca Kvaratskhelia, appoggia per Zielinski. Qua non so che ho fatto, la palla torna a Zielo, palla per Kvaratskhelia dentro per Osimhen. Sto facendo delle scelte strane fino ad ora, Attenzione, Politano prova a dare una mano qui, Lobotka recupera una gran palla, Di Lorenzo, palla per Anghissà, Osimhen, lo Zielo, palla per Osimhen ancora, la palla qui non passa per Kvaratskhelia, Anghissà recupera palla, dribbling di Anghissà, attenzione Anghissà cerca dentro Victor Osimhen che si gira, a giro Osimhen, palla fuori, 0-0 a fine primo tempo. Ci abbiamo provato un po' di più degli avversari, forse abbiamo un po' d'ansia quando arriviamo sotto la porta, dobbiamo farcela passare per cercare di portare a casa il risultato positivo. Attenzione, Mario Rui, Kvaratskhelia, proviamo a iniziare forte, Lobotka, lento Lobo qui, attenzione Anghissà, non riesce ad andare su Rijkaard, Rachmani, Anghissà, Lobotka, scende Mario Rui, si ferma Rui, cerca Zielinski dentro, arriva Zielo, Zielinski prova a sparare, la parata del difensore, Osimhen, Politano, palla per Osi che prova a sparare, la parata di Courtois, Kvaratskhelia questa volta, qui c'è Kvaratskhelia, non può sbagliare da due passi. Qui c'è Kvaratskhelia, ci porta avanti ragazzi a San Siro. Qua mi scavi da capo Van Dijk, cazzo. Attenzione, provano ad andare loro. Di Lorenzo, Lobotka passa Neymar, Meret qui para e Lobotka prova ad andare da Zielinski. Che cazzo sto facendo? Attenzione Mario Rui, palla dentro. Mamma mia che cazzo ha preso Meret ragazzi. Osimhen, che cazzo ha preso Meret.
Di Lorenzo la mette lunga da Zielinski che appoggia a Kvaratskhelia che prova ad alzarla verso Osimhen, palla che arriva ad Osimhen incredibilmente, attenzione Lobotka, va da Politano, palla per Osimhen che si gira, Victor Osimhen cerca dentro Politano che prova a sparare, la parata di Courtois. Rilancio di Courtois, attenzione, Lobotka a contrastare con Neymar, non riesce a recuperare palla, Zielinski se la va a prendere e poi la da Kvaratskhelia che può rientrare, dribbling di Kvaratskhelia che tira, la parata di Courtois ancora. Courtois, attenzione, prova a darla corta, Zielinski, Lobo, Kvaratskhelia prova a darla subito ad Osimhen, si gira Victor Osimhen, palla per Politano, la palla non arriva a Politano, se la va a prendere Osimhen. Che cazzo ho fatto? Vabbè. Stasera scelte strane. Attenzione Lobotka, palla per Rachmani, cerca Zielinski, errore di Rachmani. Fortunatamente senza conseguenze perché arriva Nathan e poi Meret, rilancio lungo verso Osimhen che prova a girarla per Zielinski. Kvaratskhelia subito per Mario Rui, va dentro da Zielinski che ferma questa palla, l'alza dall'altro lato. Courtois la mette giù. Courtois, attenzione, Zielinski si va a recuperare questa palla. Devo tirare di più da là, devo tirare di più. Attenzione, provano a scendere loro. Lobotka allarga per Kvaratskhelia, Anghissà dentro per Victor Osimhen. Osimhen appoggia per Mario Rui, il maestro! Il maestro! Che ormai si inserisce sempre. 2-0. Mario Rui. Fra quell'inserimento di Mario Rui e per me, per il mio gioco, è una manna dal cielo quando lo fa. Una manna dal cielo. Tanto Lindstrom, Raspadori al posto di Kvaratskhelia che è molto stanco. C'ho Pasqualino Mazzocchi che andrà a rilevare Nathan che pure è molto stanco. Metto anche Maradona perché semplicemente perché Anghissà è stanchissimo e chiaramente faccio diventare centrocampista centrale The Goat, esatto, Lindstrom, e andrei a mettere anche Simeone, anche se Osimhen sta on fire, Politano pure è on fire, li lasciamo per il momento, va bene così. Torniamo al match ragazzi, 2-0 grazie a The Goat Mario Rui. Si riparte, attenzione dentro Lobotka, arriva una gran palla Lobo, palla per Mario Rui, esagera Lobotka qui dentro Rachmani, Mario Rui, sempre Mario Rui che la spazza lontano con Osimhen che appoggia a Raspadori, prova a ridarla Dosi, niente da fare, arriva Lindstrom, grande recupero di Di Lorenzo che poi va da Raspadori che l'appoggia a Lindstrom che prova a ridarla a Raspadori che cerca dentro Osimhen, che palla di Raspadori però sì che si gira, la parata. Arriva Maradona che prende questa palla, si gira Diego, la appoggia dietro per Mazzocchi che prova a recuperare più volte palla, alla fine ci riesce Mazzocchi, cross in mezzo, palo incredibile e poi Osimhen la mette dentro per il 3-0. Alla fine ha avuto ragione Osi, segna anche lui 3-0 con un po' tanta fortuna. Tanta fortuna per Osi in questo caso. Attenzione Lobotka, recupera palla, Maradona appoggia a Lindstrom, prova a darla ad Osimhen, niente da fare, Maradona recupera palla, Lindstrom dentro per Victor Osimhen che l'appoggia per il 4-0. Victor Osimhen, 40esimo gol stagionale, ne ha fatti già 40 il cannibale. Conclusione straordinaria all'angolino, inutile l'intervento del portiere. 4-0 ragazzi. Maradona recupera palla, va da Matteo Politano, Politano dentro da Victor Osimhen, fallo su Politano, sì, parecchio proprio, si vede. Lobo verso Osimhen, palla per Diego che non riesce ad andarsene qui.
Lobotka, palla per Rachmani, dentro per Lindstrom, erroraccio di Lindstrom qui, Di Lorenzo ferma tutto e Rachmani riesce o prova ad andare lungo, alla fine Raspadori la tiene in campo, prova ad andarsene, errore di Giacomino, attenzione Rachmani, prova a chiudere, Mario Rui niente da fare, chiude Lobotka alla fine con Lindstrom e Maradona che dribbla e se ne va, cerca dentro Osimhen che si gira, Osimhen palla per Politano, la palla non arriva a Matteo, prova a chiudere Di Lorenzo, grande anticipo di Giannino Di Lorenzo che poi si ferma, dribbla e se ne va, incredibile, palla per Matteo Politano che prova ad andare dentro, niente da fare, Teo Hernandez, Raspadori anticipato, attenzione il maestro, proviamo a chiudere, partita praticamente finita, Nkunku recupera palla a Rachmani con Raspadori che prova ad andarsene, niente da fare. Fallo laterale per noi ragazzi, stiamo andando a chiudere questa bella vittoria con Mario Rui che non sa chi darla, alla fine Rachmani, palla per Osimhen, niente da fare, Lobotka, Di Lorenzo, Maradona dentro per Matteo Politano che può ancora andare, Politano che l'alza verso Osimhen, molto male di destro giustamente, provano a ripartire loro con Rijkaard. Finisce qui ragazzi, 4-0 alla fine, Osimhen ha anche il tempo di fare una doppietta, abbiamo assolutamente dominato a San Siro col Milan, bene così. Bene così ragazzi, molto bene così. Ci portiamo a casa un'altra bella vittoria e guadagniamo altri 30 punti.